Preparatevi e iniziamo subito con lo spiegare. Non è che il segretario regionale è impazzito, è che oggi, come sapete, anche Salvini è in giro per il Veneto, è stato a Rovigo, ha fatto alcune tappe. Allora io mi ero preparato, perché siccome siamo molto preoccupati di come si svolgono le attività in quel di Strasburgo, mi ero preparato una felpa da regalare a Salvini, me la sono messa io ovviamente, perché speriamo che finalmente vada anche a Strasburgo ogni tanto a lavorare, come dovrebbero fare tutti gli europarlamentari, no? Visto che è molto più impegnato a gestire le cose in casa propria che non a lavorare per i cittadini italiani, come vedete me la metto io, ma mi riprometto prima o poi di incontrarlo e soprattutto ci dobbiamo promettere tutti quanti insieme di mandarlo a lavorare da lunedì, soprattutto quando perderà il Veneto con il suo candidato, di mandarlo a lavorare a Strasburgo come dice la felpa, e soprattutto insomma che inizi a fare gli interessi dei cittadini italiani e non gli interessi solo di qualche suo amico. Ecco, con questo iniziamo. Intanto inizio invitando sul palco tutti i candidati che sono presenti, li ho visti numerosi in piazza, quindi tutti i candidati della coalizione che sostiene Alessandra Moretti sul palco insieme a me. Eccoli qua. Grazie, sono tanti. Facciamogli un bel applauso perché intanto un bel applauso perché è più di un mese che stanno lavorando giusto in giro per il territorio, porta a porta, come dobbiamo fare e come dobbiamo fare anche nelle prossime ore. Io li ringrazio, un bel applauso a tutti i nostri candidati della coalizione, che in Veneto è una coalizione ampia, è una coalizione forte. Ecco, veniamo un po' più in qua perché siete tanti, per fortuna siete tanti. Allora io colgo l'occasione per ringraziare queste splendide donne, questi splendidi uomini che hanno lavorato in questo mese. Dico a loro, come dico a voi, di lavorare anche, no, fino all'ultimo secondo, perché il bersaglio grosso è molto vicino. Ce la possiamo fare per davvero e quindi dobbiamo non lasciare nulla di intentato fino all'ultimo secondo. Mi raccomando, io vi ringrazio ovviamente tutti quanti quelli che hanno lavorato duramente, ovviamente per la giornata e per la serata di oggi ringrazio il Partito Democratico di Vicenza, ringrazio tutta la coalizione per cui è rappresentata tutte le nostre liste e soprattutto con questo augurio: noi abbiamo fatto tutto il necessario, no? E credo che adesso spetti e tocchi soprattutto ai veneti decidere come non ha fatto Zaia in questi 5 anni, no? Lui non ha mai deciso nulla. Noi invece ci candidiamo a governare il Veneto per portarlo fuori da queste secche, da questo modo di fare politica che, come dicevo, è più fatto di felpe che di sostanza. Oggi ho voluto metterla proprio per questo. È fatto di felpe, di slogan che di sostanza. Noi siamo una cosa diversa. Io vi ringrazio. E adesso vorrei, qui sul palco insieme a me, a un altro simbolo, no? Del nostro partito, della coalizione del centro-sinistra in Veneto, il sindaco di questa splendida città, Vicenza, Achille Variati. Vieni sul palco, adesso da qualche parte ci sarai, eccolo qui. Grazie Achille di essere qui. Io lo saluto soprattutto come collega, ho fatto anch'io il sindaco e noi vogliamo che lunedì ci sia qui fra noi il sindaco del Veneto, come l'abbiamo definito, Alessandra Moretti. Quindi mi raccomando, io conto soprattutto su tutti quanti voi, come conto sui tanti sindaci che appoggiano l'Alessandra nella nostra coalizione, ma conto soprattutto sui veneti che vogliono riprendersi la speranza per il futuro delle nostre terre dopo troppi anni, 20 anni di centrodestra e soprattutto dopo troppi anni di governi regionali che mettono la testa sotto la sabbia, che fanno finta che i problemi non ci siano invece di affrontarli di petto. Insomma, è con questo augurio che io cedo la parola al sindaco Variati, ringraziandovi ancora una volta e ringraziando voi soprattutto, perché le campagne elettorali sono dure e complicate, ma secondo me avremo una grossa ricompensa domenica notte e lunedì mattina. Grazie a tutti e buon lavoro. Vai Achille. Buonasera. No, dico, buonasera. Ah, ecco, buon.
Benvenuti a Vicenza. Scusate, stasera dico Vicenza, città di Ale. Vicenza, città di... Volevo ringraziarvi per essere venuti in questa piazza. Le piazze sono sempre un luogo straordinario, dove ci si trova per ridere, per piangere, per avere speranza. Ed è come se stasera questa piazza avesse dentro di sé la speranza di un cambiamento, la speranza di una finestra che si apre per portar via una certa aria viziosa, la speranza di un colpo di sole dopo un tempo che è stato troppo nebbioso, la speranza di gente nuova, la speranza di chi crede nel Veneto e non pensa solo che il Veneto sia un luogo dove piagnucolare e farci prendere in giro dal resto dell'Italia. Alessandra io l'ho conosciuta, è stata la mia vice sindaco dal 2008 al 2013. Ne conosco il sorriso, ne conosco quando si incavola, conosco la sua determinazione, conosco la sua concretezza. E quando lei mi ha detto potrei candidarmi, io l'ho incoraggiata, perché so che Alessandra sarà una grande presidente di questo Veneto. E non mi sbaglio. Quindi, ringraziandovi per essere qua, ringraziandovi per il lavoro che avete fatto, per l'impegno che avete dimostrato, ringraziando questa straordinaria squadra di candidate e di candidati che hanno mostrato la faccia, che hanno voluto anche rischiare, perché qui ci sono anche candidate e candidati che stanno rischiando. Questa è una squadra forte, è una squadra che serve a lanciare il Veneto. Siete d'accordo? Ah, ecco. Però ogni squadra è una squadra se ha un caposquadra, e noi ne abbiamo una, coraggiosa e forte. Ale, vieni! Beh, oh! Grazie, voglio ringraziare Achille, voglio ringraziare Roger e tutta la squadra dei candidati, delle candidate, Consiglio regionale del Veneto. Voglio ringraziare voi, so che questa serata è una serata di chiusure, tutto il Veneto. Stiamo chiudendo questa grande campagna elettorale, questa campagna elettorale straordinaria che abbiamo vissuto, trascorso insieme, portando avanti una sfida che per qualcuno era impossibile, la sfida di conoscere il Veneto in tutti i suoi 579 comuni, e noi ce l'abbiamo fatta insieme. Io voglio veramente ringraziare intanto davvero i tantissimi volontari, le volontarie e i volontari che in questi mesi insieme a me mi hanno accompagnata e hanno lavorato tantissimo, casa per casa, parlando con le persone, con gli amici, con i conoscenti. È stata per loro un'esperienza importante, dura. Guardate, quando io ho scelto, avviando la mia campagna elettorale il 16 gennaio, di dimettermi subito dal Parlamento europeo,
C'era più di qualcuno che mi diceva: sei una pazza. Perché? Perché lasci un posto sicuro? Chi te lo fa fare? Sarà una campagna elettorale durissima, sarà impossibile vincere. Io invece l'ho guardato negli occhi, questo qualcuno, e gli ho detto: sono soprattutto le sfide difficili che vanno accolte e accettate nella maniera più totale, con segnali forti di discontinuità rispetto a chi la carega non la molla mai. Noi siamo capaci di accettare le sfide più difficili liberi, da donne libere, e ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta perché, guardate, impossibile è un'opinione, non è un fatto. Io ricordo nel 2008 ero a fianco di Achille Variati. Anche allora ad Achille qualcuno diceva: Achille, è impossibile vincere a Vicenza. E invece Achille Variati ha vinto a Vicenza, ed è per me stata quella l'esperienza più bella e straordinaria della mia vita politica, che ha segnato un percorso, ha segnato una passione, e io ho voluto ritornare a fare l'amministratrice locale. Da dove sono partita, sono ritornata e ho scelto di stare in Veneto perché il Veneto e i veneti meritano di più. Andiamoci a prendere il futuro che meritiamo. Non meritiamo di essere trattati, descritti come dei burberi, come chiusi, sempre a lamentarci, a guardare sempre il futuro con uno sguardo appannato. Il futuro è nostro, siamo un grande popolo di donne e di uomini che si sono sempre rimboccati le maniche, che hanno sempre lavorato duramente. Penso ai lavoratori, alle lavoratrici, penso agli imprenditori, agli artigiani. Qui in Veneto il lavoro non è mai mancato. Quando mancava ce lo inventavamo, nelle cantine, nelle soffitte, nei garage. Milioni di piccole e medie aziende, milioni di artigiani hanno fatto di Vicenza e del Veneto la locomotiva d'Italia. Poi è arrivata la crisi, e i veneti e le venete sono stati abbandonati. C'è stato qualcuno che avrebbe dovuto guidare quella barca, l'ha lasciata sola, pensando che sarebbe andata avanti da sola. Oggi c'è bisogno di politica, oggi c'è bisogno di un rinnovamento vero, di donne e uomini che entrino in consiglio regionale per ascoltare i bisogni dei cittadini, delle imprese, e per stare accanto ai sindaci completamente ignorati da questa classe dirigente. Allora, guardate, io qui vedo sventolare tante bandiere. Sono felice che in questa corsa il Partito Democratico, la coalizione, i socialisti, SEL, i Verdi, Rifondazione Comunista, siamo tutti insieme. Siamo riusciti a fare una grande coalizione nella consapevolezza che solo insieme possiamo andare lontano. Guardate, il vento è cambiato 10 giorni fa. Lo abbiamo percepito tutti, nelle piazze, nei mercati, nei luoghi di lavoro. È scattato il sentimento del rinnovamento. I veneti vogliono voltare pagina per dare un futuro di speranza, di opportunità, anche a chi lavora in luoghi delicati e difficili come la sanità e il sociale. Rivolgo il mio pensiero ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, esclusi in questi 5 anni totalmente dall'amministrazione regionale. Medici e operatori frustrati, che sanno le problematiche che la sanità sta vivendo e che vorrebbero dare il loro contributo, ma sentono la sordità. Ecco, noi saremo capaci di far ripartire il Veneto insieme alle venete e ai veneti. Lo faremo ripartire perché ascolteremo e perché ci metteremo nei panni di chi soffre di più.
le famiglie con disabili, le famiglie con persone non autosufficienti, le famiglie con malati gravi. Questo deve fare una regione, stare accanto alle fragilità, quando invece purtroppo le fragilità le hanno escluse, le hanno allontanate, le hanno ignorate, con un taglio del 95% dei fondi al sociale, tutto sulle spalle delle famiglie e tanto sulle spalle delle donne venete. È a loro che voglio rivolgere un messaggio. Le donne sanno prendersi cura e questa regione ha bisogno di una donna che si prenda cura degli altri, delle persone più fragili, delle persone più emarginate, dei pensionati che non arrivano a fine mese, dei nonni che con la loro pensione aiutano i figli, che accudiscono i nipoti e che magari la sera hanno ancora tempo, voglia e entusiasmo di dedicarsi al volontariato, sia al volontariato, alle migliaia di associazioni di volontari instancabili che hanno retto il sistema di welfare totalmente abbandonato alla regione. Questo è il messaggio che voglio darvi, questo è il messaggio che voglio dare anche agli insegnanti questa sera. So che il momento è duro, il confronto con i sindacati è difficile, ma noi abbiamo bisogno anche di un sindacato forte che ritrovi se stesso e che ritrovi le ragioni di un dialogo, di un confronto costruttivo con il governo. Allora io sono stata assessora alla scuola in questa città, ho sempre coinvolto i dirigenti scolastici, ho sempre coinvolto gli insegnanti, tutti gli operatori della scuola e vi posso dire che quello che il governo non riuscirà a dare noi lo daremo, perché costruiremo insieme agli insegnanti, ai sindacati, le risposte che vanno date ai bambini più fragili nelle classi, aiutando le insegnanti a non sentirsi sempre sole e abbandonate di fronte a classi sempre più affollate, ma anche a classi sempre più problematiche, con bambini problematici, con bambini complessi che hanno il diritto di non restare indietro, ma di essere accompagnati verso un'educazione che valga per tutte e tutti. Ecco, guardate, io credo che questa sia stata una campagna straordinaria, perché noi abbiamo riportato nelle piazze, nei mercati, nei luoghi di lavoro e nei luoghi anche della sofferenza la politica che è tornata ad ascoltare, la politica che è tornata con umiltà a mettersi a servizio dei cittadini. Guardate, lo scollamento è grande, la frattura è grande, ma siamo noi, coalizione di centrosinistra, che saremo chiamati a ridare una speranza ai giovani prima di tutto, al lavoro e all'occupazione, al sostegno alle imprese, alla semplificazione burocratica e, ripeto, alle famiglie, perché non si difende la famiglia soltanto con le parole e non c'è solo la famiglia naturale, ma c'è la famiglia di fatto e tutte le forme di persone che decidono di stare insieme per amore, che vanno difese nella loro dignità e nei loro diritti. In questo, guardate, Papa Francesco ci ha insegnato tanto in termini di tolleranza, in termini di accoglienza. Ecco, allora il pensiero è rivolto proprio a chi vuole ritrovare la speranza e la fiducia in questa regione, che deve tornare ad essere una regione civile. Guardate, il coraggio non è solo un sentimento. Il coraggio è azione, il coraggio è scelta. Noi, tutti noi, tutte noi, siamo le scelte che abbiamo compiuto nella nostra vita. È arrivato il tempo, dopo 20 anni, di avere coraggio e di voltar pagina. Un ventennio fatto di scandali, di promesse non mantenute, di slogan vuoti, di minacce, di offese, di insulti. Basta, questo non è il Veneto che vogliamo. Noi meritiamo di più, meritiamo una politica credibile, autorevole, che sappia andare a difendere il Veneto
nei tavoli dove si prendono le decisioni, insieme al governo di Roma e insieme al governo di Bruxelles, per parlare di agricoltura, per parlare di turismo, per parlare di cultura, e lo dico in una piazza meravigliosa, di fronte alla Basilica Palladiana. Quanta poca cultura è stata fatta in questi anni di buio, di nebbia. Il Veneto è un territorio che ha 6 patrimoni UNESCO. La città di Vicenza e le sue ville venete è uno di questo. Io credo che noi abbiamo proprio bisogno di questo. Persone che sappiano valorizzare la bellezza, perché il Veneto è un territorio meraviglioso, è un territorio bello, pieno di cultura, pieno d'arte, ed è questo che noi dobbiamo difendere. Questo lo dobbiamo difendere per i nostri figli, per i figli che non sono ancora nati, per i pensionati, per gli anziani, per tutte le persone che continuano a lottare per un futuro migliore. Guardate, ce lo meritiamo. Allora io faccio un ultimo appello. Sono 579 i comuni visitati, 150 aziende, piccole, medie e grandi, 40.000 veneti incontrati, 550 sindaci ascoltati, in un territorio che è stato massacrato da infrastrutture mai condivise, un territorio cementificato in maniera dissennata. Abbiamo bisogno di una politica responsabile che torni a condividere con i sindaci e con i territori, le categorie economiche e sociali, le scelte. Da domani continuiamo a parlare con gli indecisi, continuiamo a dire a loro che si vince anche per un solo voto, e siccome noi non solo abbiamo il diritto di vincere, ma abbiamo il dovere di vincere per costruire il Veneto che meritiamo, allora vi chiedo, continuiamo a mobilitare più persone possibili, soprattutto gli indecisi e gli sfiduciati. Diciamo loro che questo è il tempo del coraggio, questo è il tempo del cambiamento, per garantire alle donne, agli uomini, ai bambini, agli anziani di questa meravigliosa terra la classe dirigente che si meritano. Allora io vi saluto in musica, perché questa sera è una serata di festa, come è stata una festa quella di questa campagna elettorale trascorsa insieme a voi. Fatemi dire solo una cosa per concludere. Voglio ringraziare i giovani del mio comitato, voglio ringraziare i tantissimi giovani che si sono spesi in questi mesi a volantinare, a fare il porta a porta. Grazie ragazzi, lavoreremo tutti insieme per costruire il Veneto che meriteranno anche i vostri figli. Grazie, un abbraccio, vi abbraccio idealmente tutti. Buona campagna elettorale, perché si continua. Grazie, ciao Vicenza, grazie. E adesso la musica che arriva. Giuliano Palma è con noi, stiamo qui, che è arrivato il tempo anche del divertimento e del ballo e della musica. Grazie.